Ma siamo qui in una situazione molto particolare perché la polizia croata ci ha fermato ben prima del confine e tra l'altro ha chiaramente posto per il nostro onore un nastro a delimitare un confine che non esiste. Abbiamo chiesto che ci venga garantito quanto è stato ovviamente sin qui pattuito in questi giorni, che tra l'altro è ciò che noi possiamo fare nell'ambito del rispetto delle regole vigenti, nulla di straordinario, cioè arrivare davvero al confine tra Croazia e Bosnia, invece confine che si trova a pochissimi minuti da qui a piedi. Invece siamo bloccati, adesso c'è una trattativa, una discussione in corso che coinvolge anche l'ambasciatore croato e stiamo aspettando un permesso a fare cosa? A fare quello che dobbiamo fare, cioè come cittadini europei, prima ancora che come parlamentari europei, a recarci al confine reale con la Bosnia per vedere quel che sta succedendo lì. Vogliamo vederlo, il confine è poco lontano e lì dobbiamo svolgere la nostra funzione di eletti che rappresentano i cittadini europei in un contesto dove sappiamo che ci sono problemi, ci sono questioni aperte, inchieste, situazioni di cui sappiamo e che siamo anche qui per cercare di capire meglio e documentare e conoscere, e forse potremo incrociare qualcuno, vedremo, ma in ogni caso vogliamo capire come vengono gestiti i nostri confini, e confini che sono anche una realtà legata all'azione europea, alle nostre agenzie, penso al fatto del ruolo di Frontex. Insomma, noi dobbiamo poter arrivare fino là e parliamo di pochi metri e non si capisce perché dobbiamo fermarci. Un dispiego di forze dell'ordine quasi eccessivo, forse esagerato. Comunque noi adesso abbiamo mobilitato anche l'ambasciatore croato che sentirà probabilmente i vertici del Ministero degli Interni, però abbiamo ribadito che questo è un territorio europeo, che noi siamo ancora in Europa e come parlamentari europei abbiamo il diritto di conoscere questo tratto di percorso, anche se breve, che ci porterà al confine con la Bosnia ed è nostro dovere poterci andare. Sì, praticamente ribadisco un po' quello che è stato detto dai miei colleghi. Siamo qua, ci hanno posto questo nastro un po' posticcio, devo dire, quasi a segnare quello che è il confine d'Europa. Il confine d'Europa non è questo, noi siamo dei parlamentari che siamo venuti qua per vedere, per ispezionare, è una nostra prerogativa, è un nostro diritto, quindi la nostra intenzione è quella di arrivare al confine che dista pochi metri o qualche minuto da questo punto dove siamo adesso, anche scortati dalla polizia, garantendo che resteremo lungo il tragitto, c'è dalla strada, quindi non è un problema di mine, non è un problema di nulla. Quindi noi insisteremo e andremo al confine perché è un nostro diritto. È un dovere anche. È anche un nostro dovere, è un nostro dovere. Noi abbiamo un dovere, dobbiamo rendere conto di quello che succede all'interno del nostro territorio, quindi entro il nostro confine. Non abbiamo nessuna intenzione di sconfinare, glielo abbiamo promesso, lo abbiamo garantito e quindi siamo anche scortati dalla polizia, quindi non vedo perché non possiamo andare. Questo è un po' spiacevole questa situazione.